Sotto la divisa sudavo anch'io. Non so dire come mai quella mattina non restai pigramente nel letto. Si trattava pur sempre di un giorno di riposo. Il gruppo di ragazze conosciuto nel parcheggio voleva convincermi a desistere dall'impresa. Troppa neve, dicevano, e mi invogliavano a preferire una giornata spensierata al bar assieme a loro. Nonostante le promesse di divertimento e follia, o forse proprio per questo, scelsi di rimanere fedele ai miei piani. Cominciai la salita di prima mattina, quando tutta la valle era ancora nell'ombra. Sprofondavo fino al ginocchio quasi ad ogni passo, ma ad ogni passo sentivo crescere in me una forza misteriosa. Arrivai al lago selvaggio che il campanile a valle rintoccava già 11 volte. Quassù, nella solitudine e nel silenzio smorzato dal vento, le ansie del lavoro restavano lontane e le beghe quotidiane assumevano forme strane, diventando caricature grottesche e ridicole di loro stesse. Questo era il mio rifugio. Venivo quassù ogni volta che potevo, facendo preoccupare mamma e papà. Al lago ritrovavo sempre molti amici. Mi mancavano e loro si ricordavano di me. Tra i più estroversi c'erano certamente i gracchi neri d'alta quota, ottimi compagni per lauti pranzi assieme. Altri invece erano più introversi, come gli stambecchi o le marmotte, che erano tornati a salutarmi lasciando qualche impronta del loro passaggio. Altri amici, infine, quelli decisamente più silenziosi e riservati, anche loro non mi avevano abbandonato e sono tornati da me. Erano libertà, giustizia, bellezza e solenne maestosità. Se è vero che gli eschimesi possono dire neve in 50 modi diversi, io certo posso dire di ogni cima che è attorno a me, di ogni pensiero che è dentro di me, di ogni nuvola che si staglia nel cielo. Per pranzo mi sono portato solo un tocco di pane. La fame si sazia in altro modo a queste quote. Ma per oggi ho mangiato e posso cominciare a scendere.